Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. La Santa Messa per i nostri cari defunti Bruna e Luciano. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e missioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Il tuo aiuto, Padre, ci renda perseveranti nel bene in attesa di Cristo tuo Figlio. Quando Egli verrà e busserà alla porta, ci trovi vigilanti nella preghiera, operosi nella carità fraterna ed esultanti nella lode. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria, e il frutto della terra sarà a magnificenza e ornamento per i superstiti di Israele. Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo. Quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme. Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato, con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio, allora creerà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutti i luoghi delle sue assemblee una nube di fumo durante il giorno e un bagliore di fuoco fiammeggiante, perché la gloria del Signore sarà sopra ogni cosa, come protezione, come una tenda sarà ombra contro il caldo di giorno e rifugio e riparo contro la bufera e contro la pioggia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Andiamo con gioia incontro al Signore. Andiamo con gioia incontro al Signore. Quale gioia quando andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andiamo con gioia incontro al Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore. Andiamo con gioia incontro al Signore. Chiedete per Gerusalemme, vi
vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Andiamo con gioia incontro al Signore. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò, su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Andiamo con gioia incontro al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore nostro Dio, vieni a liberarci, fa prendere il tuo volto e saremo salvi. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli viene incontro una centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato, e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va, a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Ascoltandolo Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle, il Signore conosce il cuore di ogni uomo e opera per la salvezza di tutti. Certi della sua misericordia e del suo amore, li diciamo insieme: Veglia sui tuoi figli, Signore. Illumina, sostieni e accompagna la tua Chiesa, o Signore, perché possa guidare i passi dei tuoi fedeli per i sentieri che conducono a te. Ti preghiamo. Vedia. Illumina, o Signore, i governanti del mondo, perché abbandonino la corsa alle armi e usino delle risorse naturali per il progresso civile e morale dei popoli. Ti preghiamo. Vedia. Illumina, o Signore, gli ammalati di questa comunità e aumenta la fede nei loro cuori, perché non restino delusi quando ti invocano con fiducia. Ti preghiamo. Illumina, o Signore, la mente dei tuoi fedeli, perché accogliendo i germi di bontà e di fede presenti in ogni popolo, ne facciano motivo di gratitudine e di arricchimento personale. Ti preghiamo. Illumina, o Signore, le famiglie
cristiani, perché vivano il loro ministero di grazia e siano testimoni del tuo amore per ogni creatura, ti preghiamo. Illumina, o Signore, il nostro cammino, perché la nostra fede e la tua venuta possa essere pari a quella del centurione. Ti preghiamo. O Padre, accogli benigno le suppliche che ti presentiamo. Tuo Figlio che ci trovi vigilanti e pronti, rinnovati giorno dopo giorno nella sua speranza. Egli Dio e vive regna con te per tutti i secoli dei secoli. Ave clemens, ave pia, ave dulcis, o Maria, ave ave, plena gratia, o Maria. Ave Maris mia, ave Deus supplie, ave sones espere, ave, ave Maria. Ave clemens, ave pia, ave dulcis, o Maria, ave ave, plena gratia, o Maria. Ave resonet in celis, Ave Gabrielis, Felix Virgo prodigis, Ave, Ave Maria. Ave clemens, ave pia, ave dulcis, o Maria, ave ave, plena gratia, o Maria. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e concedi che il nostro sacrificio spirituale compiuto nel tempo sia per noi pegno della redenzione eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, E con il tuo spirito, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Al suo primo avvento, nell'umiltà della condizione umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nel splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso, che ora ostiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. I cieli e la terra sono pieni
fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, specialmente Bruna e Luciano, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Massimiliano, San Pio e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo tuo Figlio. Canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ubbidiente alla parola del Salvatore e formata il suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Regno sulla potenza, nella gloria, nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Abbiatevi il segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.
la partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, o Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni per Cristo nostro Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Immacolata Madre della Chiesa, sotto la protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e l'insidia del demonio, capo supremo delle milizie celesti. Fai sprofondare nell'inferno, con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. San Michele Arcangelo, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. O del cielo, gran regina, tutti corrono ai tuoi piedi, con la grazia tua divina, dal tributo di lor fe. O Maria, Madre mia, o Regina, tu del cielo, quando tutto santo, tutto popolo fedel, sei regina di clemenza, il tuo popolo fedel, sai prodigi di potenza che fai piovere dal cielo.